Sono 8 gli indagati nell'ambito dell'inchiesta della DDA di Palermo, della squadra mobile di Agrigento. 4 persone, tutte di Licata, sono state arrestate. In carcere sono finiti Domenico Cusumano, il figlio Rosario, con l'accusa di detenzione illegale di armi, Carmelo Marino per detenzione di droga ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito sono stati accompagnati alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo. L'uscita della questura verso le ore 23 di ieri sera, alla presenza del capo della mobile Vincenzo Perta e del suo vice Andrea Palermo. Ai domiciliari sono andati il fratello Giacomo Marino, trovati in possesso di sostanze stupefacenti. 3 dei 4 sono indagati anche per l'ipotesi di reato di associazione mafiosa. Non lo è Giacomo Marino. Nel procedimento che ipotizza l'esistenza di traffico di droga e di armi ci sono anche altri 4 indagati a piede libero, tra cui una donna, Serena Gambino, di Licata, Giovanni Angelo Santamaria di Licata, Carmelo Antonio Guerri di Licata, Diego Bordonaro di Canicattì. I 2 Cusumano, entrambi pastori, così come tutti gli altri indagati, sono stati sottoposti a delle perquisizioni. I poliziotti sono intervenuti anche con delle ruspe per scavare nei terreni, hanno rinvenuto pistole, fucili, carabine, polvere da sparo, numerose munizioni e denaro in contanti. A padre e figlio viene contestato anche il 416 bis. L'inchiesta ipotizza l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di armi e droga, ma anche di minacce e atti intimidatori. I fratelli Marino, che hanno nominato quale loro legale l'avvocato Lombardo, sono stati invece trovati in possesso di droga. Al 45enne Carmelo è stata addebitata la droga rinvenuta nella stanza dei contatori Enel, un'area condominiale della palazzina del quartiere Bronx di Licata, dove attualmente vive. Gli agenti hanno sequestrato 3 kg di hashish, poco meno di 300 grammi di cocaina. Il 54enne Giacomo aveva circa 140 grammi di marijuana. Il blitz è scattato all'alba con il coordinamento dei magistrati della DDA antimafia di Palermo in un'inchiesta sfociata con una raffica di perquisizione a tappeto da parte degli agenti della squadra mobile di Agrigento tra Licata e Canicattì. A Canicattì i poliziotti della mobile, ad un 33enne incensurato, hanno trovato nella sua disponibilità e di 2 suoi familiari 3 auto risultate rubate. Tutti sono stati denunciati a piede libero per il reato di ricettazione.